Ma purtroppo tempo non ce n'è. I numeri ci dicono che stiamo avendo una crescita importante dei contagi, delle persone ricoverate in terapia intensiva e subintensiva e anche, ahimè, delle persone decedute. In particolare ai loro cari va tutta la vicinanza nostra del governo e penso di poter interpretare di tutti gli italiani. Le nostre abitudini quindi vanno cambiate ora. Dobbiamo rinunciare tutti a qualcosa per il bene dell'Italia e quando parlo dell'Italia parlo dei nostri cari, dei nostri genitori, dei nostri nonni. Lo dobbiamo fare subito e ci riusciremo solo se tutti collaboreremo e ci adatteremo subito a queste norme più stringenti. Non abbiate paura. Cosa si sente di dire dal profondo del suo cuore agli italiani? Di aiutarci, perché noi siamo allo stremo delle forze, sia fisiche che mentali. Aiutateci, perché gli ospedali ormai sono saturi, non abbiamo modo di rispondere a tutte queste necessità. Siamo in una situazione di maxi emergenza, di estrema necessità. Quindi aiutateci, restate in casa, cercate di proteggervi e di evitare di diffondere ulteriormente questo virus, perché altrimenti la situazione arriverà al collasso. Sono sicuro che ce la faremo, ci riusciremo. Scusate, ma sono un po' emozionato e commosso per questa testimonianza. Ragazzi, siamo in un momento molto cruciale. Restiamo a casa il più possibile per aiutare il paese che amiamo. Forza Italia, forza Cina. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Oggi un'edizione diversa, abbiamo aperto senza titoli ma con una copertina dedicata al grave e difficile momento che l'Italia intera sta vivendo. Nuove disposizioni governative per fronteggiare il coronavirus. Questo è il messaggio storico alla nazione del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte di ieri sera. Vediamo. Prezioso al Paese. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità, unita e responsabile. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Certamente ci guardano per i numeri del contagio, vedono un paese che è in difficoltà, ma ci apprezzano anche perché stiamo dando prova di grande rigore, di grande resistenza. E io ho una profonda convinzione, vorrei condividerla con voi. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno, ci prenderanno come esempio positivo di un paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. Siamo, lo ricordo, il paese che per primi in Europa è stato colpito più duramente dal coronavirus. Siamo anche quelli però che stanno reagendo con maggior forza, con la massima precauzione, diventando giorno dopo giorno un modello anche per tutti gli altri.
Governare significa avere una visione a 360 gradi. Questa sfida, ormai lo sappiamo bene, riguarda la salute dei cittadini, è una sfida che mette a dura prova il nostro sistema sanitario nazionale, ma riguarda anche la tenuta della nostra economia, del nostro tessuto produttivo fatto di piccole, di medie imprese. Nelle scelte che ho fin qui assunto abbiamo tenuto conto, insieme a tutti i ministri, di tutti gli interessi, di tutti i valori in gioco. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Al primo posto c'è e ci sarà sempre la salute degli italiani. Solo pochi giorni fa vi ho chiesto di cambiare le vostre radicate abitudini di vita, rimanendo a casa il più possibile, uscendo solo lo stretto necessario. La stragrande maggioranza di voi italiani ha risposto, lo devo dire, in modo straordinario. Quando ho adottato queste misure, che limitano anche alcune delle nostre amate libertà, ero consapevole che si trattava di un primo passo e ragionevolmente non sarebbe stato l'ultimo. Oggi è chiaro, siamo consapevoli che in un paese grande, moderno, complesso come il nostro bisogna procedere gradualmente affinché non tutti possano comprendere il difficile momento che stiamo vivendo e anche predisporsi per accettare i cambiamenti richiesti. Ora questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante, l'Italia rimarrà sempre una zona unica, l'Italia protetta, ma ora disponiamo anche la chiusura di tutte le attività commerciali, di vendita al dettaglio, ad eccezione dei negozi di generi alimentari, di prima necessità, delle farmacie e delle parafarmacie. Nessuna corsa, attenzione, non è necessario fare nessuna corsa quindi per acquistare cibo nei supermercati. Chiudiamo però negozi, bar, pub, ristoranti, lasciando la possibilità di fare consegna a domicilio. Chiudono anche parrucchieri, centri estetici, chiudono i servizi di mensa che non garantiscono una distanza di 1 metro di sicurezza. Per quanto riguarda le attività produttive e le attività professionali va attuata il più possibile la modalità del lavoro agile, vanno incentivate le ferie, i congedi retribuiti per i dipendenti, restano chiusi i reparti aziendali che non sono indispensabili per la produzione, industrie e fabbriche potranno ovviamente continuare a svolgere le proprie attività produttive a condizione che assumano protocolli di sicurezza adeguati a proteggere i propri lavoratori al fine di evitare il contagio. Sono incentivate le fabbriche e le industrie a predisporre misure che siano adeguate per reggere questo momento, quindi regolazione dei turni di lavoro, ferie anticipate, chiusura dei reparti non indispensabili. Resta ovviamente garantito lo svolgimento dei servizi pubblici essenziali, tra cui i trasporti, dei servizi di pubblica utilità, dei servizi bancari, postali, finanziari, assicurativi, nonché di tutte quelle attività necessarie, comunque accessorie, rispetto al corretto funzionamento dei settori rimasti in attività. Saranno garantite le attività del settore agricolo, zootecnico, di trasformazione agroalimentare, comprese le filiere che offrono beni e servizi rispetto a queste attività. Quindi continueranno le loro attività nel rispetto ovviamente della normativa igienico-sanitaria. La regola madre rimane la stessa. Dobbiamo limitare gli spostamenti alle attività lavorative per motivi di salute o per motivi di necessità, come è il caso di fare la spesa. È importante essere consapevoli che abbiamo cominciato da poco a cambiare le nostre abitudini. L'effetto di questo nostro grande sforzo potremo vederlo solo tra poche settimane, un paio di settimane. Nessuno quindi deve pensare che già domani, nei prossimi giorni, potremo misurare l'impatto di queste misure. Per avere un riscontro effettivo dovremo attendere quindi un paio, come dicevo, di settimane, e questo è molto importante. Quindi lo voglio dire, se i numeri dovessero continuare a crescere, cosa niente affatto improbabile, non significa che dovremmo affrettarci a varare nuove misure.
Non dobbiamo fare una corsa cieca verso il baratro, dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. A breve nominerò anche un commissario delegato per potenziare la risposta delle strutture ospedaliere a questa emergenza sanitaria. Sarà un commissario che avrà ampi poteri di deroga, che lavorerà per rafforzare soprattutto la produzione, la distribuzione di attrezzature per terapie intensive e subintensive. Avrà anche il potere di creare nuovi stabilimenti, di impiantare nuovi stabilimenti per la produzione di queste attrezzature e per sopperire alle carenze sin qui riscontrate. La persona che nominerò sarà il dottor Domenico Arcuri, che è amministratore delegato di Invitalia e si avvarrà di questa struttura già consolidata, già esperta nel settore industriale, si coordinerà con il dottor Borrelli e con la struttura attuale della protezione civile. Permettetemi di aprire una parentesi e di ringraziare tutte le donne e gli uomini della protezione civile e il dottor Borrelli per l'incredibile lavoro che stanno qui facendo. E voglio dirvi un'ultima cosa. Se saremo tutti a rispettare queste regole, usciremo più in fretta da questa emergenza. Il Paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi, della responsabilità di 60 milioni di italiani che quotidianamente compiono piccoli, grandi sacrifici per tutta la durata di questa emergenza. Siamo parte di una medesima comunità. Ogni individuo si sta giovando dei propri, ma anche degli altrui sacrifici. Questa è la forza del nostro Paese. Una comunità di individui, come direbbe Norbert Elias. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ulteriori restrizioni dunque alla libertà personale che sono la diretta conseguenza della dichiarazione dello stato di pandemia da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il servizio di Carmelo Lentini. A causa della costante crescita di casi accertati di coronavirus a livello globale, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, chiamata comunemente OMS, ha deciso di dichiarare lo stato di pandemia. La veloce trasmissione del Covid-19 in molte regioni italiane ha portato a oltre 800 morti in tutta Italia. Sono però le modalità di diffusione del coronavirus a preoccupare e che si sta evolvendo a livello globale. In poche parole, ciò che si temeva è arrivato, ma ricordiamo quali sono le differenze tra focolaio, epidemia e pandemia. Cos'è un focolaio? Un focolaio è quando una malattia infettiva porta ad un aumento improvviso di contagi all'interno di una comunità, regione, però ben circoscritte. E il caso più vicino è quello che è successo al nord Italia, ma ciò ormai è un'infezione che appartiene purtroppo al passato. Allora, cos'è l'epidemia? Con questo termine si intende la manifestazione frequente e localizzata, ma limitata nel tempo, di una malattia infettiva. E questo per esempio è il caso dell'influenza, riscontrata stagionalmente in tutto il mondo. In questo panorama, non esistendo un vero e proprio focolaio, ma una trasmissione diffusa del virus, si analizzano i casi e si valutano i rischi, mettendo in atto strategie di lotta e programmi di prevenzione, come nel caso dell'influenza, le vaccinazioni. L'epidemia di coronavirus, intesa in questo modo, è per il momento relativa alla situazione cinese, dove il grande numero di casi non può più essere considerato un focolaio. Allora, cos'è una pandemia? Con pandemia si intende la diffusione di una malattia infettiva in più paesi o continenti, ponendo in questo modo una seria minaccia ad una grande fetta di popolazione mondiale. Proprio la pandemia influenzale sono quelle più preoccupanti e che possono manifestarsi in qualsiasi momento. Il termine viene da pandemos, tutto il popolo, e indica una diffusione incontrollata della malattia. È ciò che si sta cercando di evitare, ma ormai è arrivata, con il coronavirus.
controllando e mettendo in quarantena ogni caso accertato e sospetto. In questo modo, a differenza di quanto succede con una pandemia influenzale, ogni caso è isolato e i numeri sono contenuti, ma speriamo nella buona sorte e nel prossimo futuro. Ed il coronavirus in Sicilia oggi conta un morto tra gli 83 contagiati. In provincia di Agrigento si allargano i contagi, c'è il terzo caso a Ribera e il primo a Santa Margherita Belice. I dettagli nel servizio. È morto per una polmonite da coronavirus il tecnico di laboratorio dell'ASP di Caltanissetta di 58 anni, giunto ieri mattina in condizioni disperate all'ospedale Sant'Elia. La conferma è arrivata dall'esito dei tamponi giunto stamane. È il secondo decesso in Sicilia dopo l'80enne di Augusta, risultato positivo che però, secondo quanto comunicato dalla regione, è morto per ictus. L'uomo è giunto in ambulanza in uno stato molto critico con gravi difficoltà respiratorie, riferendo uno stato febbrile presente già da diversi giorni. Sono stati effettuati immediatamente una TAC che ha mostrato una polmonite interstiziale in fase avanzata e il tampone per il coronavirus, successivamente risultato positivo. È stato quindi intubato e posto in isolamento. Dopo qualche ora è avvenuto il decesso. In Sicilia sono in totale 81 casi di pazienti positivi al coronavirus. Al momento quindi sono stati trasmessi all'Istituto Superiore di Sanità 83 camponi, considerando i 2 decessi. 9 ricoveri a Palermo, 6 a Catania, 3 a Messina, 3 ad Agrigento e 1 a Enna. Si allargano i contagi da coronavirus in provincia di Agrigento. C'è il terzo caso a Ribera e il primo a Santa Margherita Belice. Si tratta di casi asintomatici, si trovano entrambi in isolamento domiciliare. Il caso di Santa Margherita Belice appartiene al focolaio di Sciacca. Per assicurare l'applicazione del decreto Io resto a casa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, i carabinieri del Comando Provinciale di Agrigento hanno impegnato oltre 100 pattuglie in auto e appiedate con circa 300 militari al lavoro. I controlli hanno riguardato sia conducenti di veicoli sia persone in transito a piedi. I risultati dell'operazione con il nostro direttore Arturo Cantella. Anche i carabinieri di Agrigento in campo a ritmo serrato per la sicurezza e la salute dei cittadini, controlli a tappeto contro la diffusione del Covid-19 ieri pomeriggio nel centro città. Al secondo giorno di applicazione del nuovo decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, i carabinieri del Comando Provinciale di Agrigento possono già fare un primo bilancio dei controlli effettuati. Oltre 100 le pattuglie in auto, appiedate, e circa 300 militari sono scesi in campo. I controlli hanno riguardato sia i conducenti dei veicoli sia le persone in transito a piedi. Dichiarazioni fatte sottoscrivere per giustificare il proprio transito. Su di esse, nei prossimi giorni, i militari effettueranno verifiche a campione sulla veridicità di quanto asserito per non incorrere nel reato di violazione degli obblighi imposti dall'autorità ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale, che prevede la pena dell'arresto fino a 3 mesi. Mentre l'hashtag Io resto a casa lanciato dal governo campeggia sulle pagine dei social network degli utenti italiani, i carabinieri del Comando Provinciale di Agrigento in questi giorni stanno effettuando controlli ininterrotti con centinaia di pattuglie che percorrono le strade sia di giorno che di notte, al fine di vigilare sulla concreta applicazione dell'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ormai in vigore da 2 giorni. Già dalle prime ore di ieri, 10 marzo, i carabinieri su tutto il territorio provinciale, da Sciacca a Licata, passando per Cammarata e Canicattì, ma anche nei più piccoli centri, hanno fermato e controllato le autovetture e le persone in strada, chiedendo spiegazioni sul motivo della loro presenza fuori casa e ricordando che sostanzialmente è consentito uscire solo per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o concreta necessità di carattere primario. A tale scopo i militari hanno fatto sottoscrivere per le successive verifiche decine di autodichiarazioni, il cui modulo era già disponibile da ieri mattina sul sito del Ministero dell'Interno. I carabinieri hanno anche altresì controllato centinaia di bar, pub, ristoranti, locali di aggregazione della provincia, verificando il tassativo rispetto degli orari di apertura dalle 6 alle 18 del pomeriggio, nonché l'adozione delle precauzioni sanitarie tra i dipendenti e gli avventori, come ad esempio la distanza di almeno 1 metro tra le persone. Sinora non si sono registrate situazioni di criticità,
sintomo al momento della collaborazione e del senso di responsabilità dei gestori delle attività. Le ultime 48 ore, insomma, hanno visto un energico sforzo dell'Arma dei Carabinieri al fine di applicare le nuove regole stabilite dal Governo, limitando così la diffusione del contagio e tutelando la salute dei cittadini. I servizi andranno avanti ininterrottamente, soprattutto in vista del fine settimana. E per chi viola le limitazioni agli spostamenti, la sanzione è prevista in via generale dall'articolo 650 del Codice Penale, ovvero in osservanza di un provvedimento di autorità, con una pena che prevede l'arresto fino a 3 mesi o l'ammenda fino a 206 euro. Si potrebbe inoltre configurare l'ipotesi più grave, quella prevista all'articolo 452 del Codice Penale, delitti colposi contro la salute pubblica, che persegue tutte le condotte idonee a produrre un pericolo per la salute pubblica. Negozi e locali chiusi in tutta Italia fino al 25 marzo, garantiti servizi essenziali alimentari e farmacie. Lello Casesa. Già da oggi e fino al 25 marzo entra in vigore il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che restringe ulteriormente le misure precedenti e prevede la chiusura di ulteriori attività e servizi non essenziali. Da oggi infatti in tutta Italia stop anche a bar, pub e ristoranti, e restano attivi idraulici, meccanici, benzinai, pompe funebri, tabaccai ed edicole. Anche gli artigiani resteranno aperti, sono considerati servizi essenziali. Chiudono invece parrucchieri, centri estetici e servizi di mensa. Restano garantiti servizi pubblici essenziali, tra cui trasporti ed i servizi di pubblica utilità. Bisognerà aspettare un paio di settimane per avere un primo riscontro effettivo di queste misure, ha spiegato in conferenza stampa ieri sera intorno alle 21:40 circa su tutte le reti. Non sarà necessario dunque nessuna corsa per acquistare il cibo, in quanto i negozi di alimentari rimarranno aperti, ha spiegato il capo del governo. Resta consentita e privilegiata la consegna a domicilio. Per le attività produttive va incentivato il più possibile il lavoro agile, incentivate le ferie ed i permessi. Le fabbriche resteranno aperte ma con misure di sicurezza, garantite anche le attività del settore agricolo, zootecnico, di trasformazione agroalimentare, comprese le filiere che offrono beni e servizi rispetto a queste attività. Chiuderanno i servizi di mensa che non garantiscono la distanza di 1 metro di sicurezza, restano chiusi i reparti aziendali non indispensabili per la produzione. Le industrie e le fabbriche potranno continuare a svolgere le proprie attività produttive a condizione che assumano misure di sicurezza adeguate ad evitare il contagio. Si incentiva la regolazione di turni di lavoro, ferie anticipate e chiusura dei reparti non indispensabili. Se i numeri dovessero continuare a crescere, cosa nient'altro improbabile, ha puntualizzato Conte, non significa che dovremmo affrettarci a varare nuove misure. Non dovremmo fare una corsa cieca verso il baratro. Dovremmo essere lucidi e soprattutto responsabili. Ed ecco un esempio di come si sono svegliate oggi le città. Siamo a Fontanelle, quartiere di Agrigento. Guardate, aperto un tabacchi e chiuso il bar attiguo. Arturo Cantella. Con le nuove disposizioni sul contrasto al coronavirus che sono state adottate dalla mezzanotte di ieri, annunciate dal governo Conte, che aumenta i divieti nei locali pubblici, si verifica pure che nello stesso posto si esercitano 2 attività diverse, fino a ieri consentite, ma da oggi no. E quando succede nel bar Pendolino di Pendolino Calogero, dove è consentito la vendita dei tabacchi a destra ma non quella del bar a sinistra, pur essendo nello stesso locale, con conseguenti danni economici. Noi siamo qui disponibili per tutti i referti riguardo che la legge che dia veramente uno sfogo, diciamo così, della situazione che si sta presentando. Però, come dire, speriamo che tutto vada a buona fine con la nostra collaborazione, con la collaborazione di tutto il nostro settore abbinato ai pubblici esercizi. Il bar è chiuso e noi nello stesso locale ci alterniamo, diciamo, con il servizio di tabaccheria. Più di questo non possiamo dire altro. La tabaccheria perché, diciamo, che servizi date? Cioè ricariche, tutto quello che normalmente necessita nel servizio dei tabaccai italiani. Questo di qua. Mi sente la crisi, signor Federico?
Certo che c'è, si vede già automaticamente, già anche senza questo fermo, diciamo così, di chiusura, già c'era il fermo totale, però noi siamo qui presenti. Quindi diciamo c'è anche una crisi dal punto di vista occupazionale, che lei aveva dei dipendenti al certo, bar, vabbè, ma non si piangono. Quanti dipendenti aveva? Noi qua abbiamo lavorate? 4 dipendenti, noi abbiamo, però ai fini non è questo il problema questo va risolto. Il problema è prima di tutto sulla salute di tutti, anche per i nostri clienti che vengono tutelati e che vengono veramente rispettati. Più di questo noi... Lei pensa che questi aiuti che lo Stato darà serviranno a qualcosa? Ma ce lo corriamo tutti, diciamo noi, diciamo così, pubblici esercizi, ristoratori, tutte quelle che noi automaticamente andiamo a affrontare. È ottimista o ottimista? Ma veramente sono sempre ottimista, su questo punto sono sempre ottimista, perciò andiamo così per le strade, diciamo, le migliori, più di questo non possiamo garantire. Senta, per la situazione sanitaria è preoccupato qui nella nostra provincia in particolare? Ma penso che però automaticamente è un sistema che ci vuole più collaborazione da parte anche dei clienti, che ci sono molti che non capiscono l'entità, la gravità della situazione momentanea, più di questo. Il decreto è arrivato ieri sera, quindi stamattina noi ovviamente c'era il pasticcere, l'abbiamo mandato via perché ovviamente momentaneamente non serve, tavola calda, colazione, anzi nel senso che abbiamo dimezzato tutta la merce perché di solito le vetrine sono strapiene a quest'ora, qua dentro è pieno di gente e quindi c'è stato danno sopra danno oggi, cioè voglio dire, non so chi alla fine rimborserà questi soldi, ma... Voi avete preparato le torte? No, abbiamo preparato le torte ovviamente, ma... Purtroppo oggi è andata così, speriamo bene nei giorni a seguirsi. Ed il coronavirus ci rende diffidenti e distanti. Margherita Trupiano. Deceduti per altre patologie, quasi a chiedere scusa al coronavirus di averlo coinvolto in un processo di induzione alla morte di un paziente già complesso. Accade al nord, ma anche in Sicilia, con un primo decesso che le autorità sanitarie si premurano a bollare con un lapidario e consentiteci manipolato, deceduto per altre patologie. Noi che non siamo né dei medici né dei tecnici o tecnocrati, ci chiediamo se nella scala delle patologie che un paziente può avere sia possibile stabilire se ad esempio in presenza di ipertensione, diabete, ipercolesterolemia e coronavirus appunto, il paziente sia deceduto per l'una o per l'altra e ci chiediamo ancora se lo stesso aveva vissuto per lungo tempo in presenza di quelle patologie, quale impatto l'arrivo del coronavirus possa avere avuto sulle stesse e come si possa discolpare il Covid-19 di un decesso. Qualcosa non è chiaro in tutto ciò, o forse lo è abbastanza per una società che con l'esaltazione del fatalismo ha perso il riferimento rispetto al valore della vita e il significato della morte. È un'emergenza questa che ci priva del nostro essere umani, togliendoci la socialità, le manifestazioni di affetto, le frequentazioni, ci riduce ogni giorno a numeri, a un bollettino che ci impaurisce e ci fa guardare ai nostri simili con sospetto, ci allontana ancora di più, abbatte quel poco di comunanza e solidarietà che c'erano rimaste. Ci mostra, se mai ne avessimo avuto bisogno di comprenderlo, che tutto muta se lo comunichiamo da una differente visione. Muta al punto che tentano di convincerci che i deceduti, oltre che per altre patologie, erano anziani, quelli che hanno diritto a maggiore tutela e salvaguardia. Erano malati oncologici, quelli già provati da devastanti chemioterapie. Potremmo continuare una maledetta sagra della falsità, finalizzata a giustificare l'incapacità di arginare la nostra possibile anticipata fine. Il coronavirus non ferma il diritto dei genitori di vedere i figli. Nel caso di coppie separate, lo stop agli spostamenti non si traduce in un blocco della normale alternanza nella frequentazione dei figli minori da parte del genitore non convivente. Arturo Cantella.
Il referente regionale Sicilia dell'Associazione Minori in Primo Piano Ollus, Marco Castelli, in merito al decreto Io resto a casa, informa i genitori separati, divorziati e non più conviventi che sul sito ufficiale del governo www.governo.it è stata pubblicata la risposta a un quesito che in questo periodo di crisi sanitaria riguarda il diritto dei bambini di frequentare ciascuno dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale. Al punto 13 della pagina dedicata alle frequenti domande sulle misure adottate dal governo si legge: gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario oppure per condurli presso di sé sono consentiti in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o di divorzio. Noi come Associazione Minori in Primo Piano abbiamo pensato di fare una precisazione riguardo la frequentazione dei figli di genitori separati anche in questo periodo di contenimento a seguito del decreto del governo. In sostanza le disposizioni del governo non hanno intaccato i tempi di frequentazione dei figli di genitori separati, purché ovviamente non ci siano patologie o restrizioni come quarantene o autoisolamento. Quindi se una coppia separata ha dei figli e il Tribunale ha stabilito dei tempi di frequentazione, questi tempi vanno rispettati come sempre. Il coronavirus di per sé non è un motivo valido per ostacolare la frequentazione dei figli con l'altro genitore, e pertanto le disposizioni rimangono valide. Occorre ricordare che in caso di mancata esecuzione di una ordinanza presidenziale, di un decreto del Tribunale, si può incorrere anche in un reato penale che è il 388 e si chiama mancata esecuzione dolosa di un provvedimento giudiziario. I figli in questo periodo, forse ancora a maggior ragione, ancora di più, hanno tutto il diritto di frequentare entrambi i genitori, ricevere amore da entrambi, quindi sia dalla mamma che dal papà, e anche essere rassicurati, vista la situazione in cui si trovano anche i bambini, in assenza della scuola, in assenza delle attività extrascolastiche. Oggi più che mai il loro diritto alla bigenitorialità va salvaguardato. Spesso ci sono dei genitori che magari approfittano di queste limitazioni con la scusa, tra virgolette, del coronavirus. In questi casi, ecco, cosa si può fare? Sì, ci risultano diversi casi in ambito nazionale, anche in Sicilia, di situazioni come queste di cui ha parlato lei. In questi casi innanzitutto va sollecitato il buon senso di entrambi i genitori, principalmente di quello collocatario che potrebbe essere quello che utilizza come scusa il coronavirus, ma non esiste un motivo, purché non ci siano patologie, ripeto, per cui i bambini non debbano incontrare il papà o la mamma secondo i tempi stabiliti dal Tribunale. Ovviamente questo non significa prendere i bambini e andare a spasso da qualsiasi parte, questo no, chiaramente entrambi i genitori, mamma e papà, devono rispettare i protocolli di sicurezza stabiliti dalla legge, cioè lavarsi spesso le mani, le solite cose che sentiamo ogni giorno. Quindi se il papà va a casa della mamma a prendere i bambini e per portarli a casa propria e trascorrere insieme il tempo che è stato stabilito dal Tribunale, questo non può essere ostacolato in nessun modo. Adesso ci fermiamo per un'interruzione pubblicitaria, tra poco. Il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, parla dei provvedimenti proposti dall'ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani, e dello spostamento della Tari, la tassa della spazzatura, per la città dei Templi. Sentiamo. L'emergenza sanitaria che ci sta dando grandissime preoccupazioni sta determinando inevitabilmente dei contraccolpi dannosissimi alla nostra economia. Girare per le strade con mascherine e vedere i locali chiusi, oppure qualcuno che è rimasto aperto senza nessun avventore, fa stringere il cuore. Mai ci era capitato nella vita di vedere una situazione di questo tenore nella nostra città, nell'intero paese e adesso anche oltre l'Italia. Per ciò che riguarda il contraccolpo economico, una mano incontro
ai titolari di partita IVA. Per questo, come componenti di ANCI, Associazione Nazionale dei Comuni, come sindaco e come altri sindaci di capoluogo abbiamo proposto al governo un spostamento delle rate di pagamento per i vari tributi. Per ciò che riguarda invece, vedremo e mi auguro che il governo accolga questa nostra proposta. Intanto, per quanto riguarda il tributo comunale, che è la spazzatura, la Tari, cioè la tariffa per i rifiuti, proporrò al Consiglio Comunale lo slittamento di tutte le rate per come sono previste dal piano Tari votato dal Consiglio Comunale, a partire dalle bollette che già sono arrivate nelle case degli agrigentini, e mi riferisco alla bolletta del mese di febbraio, per cui coloro che non l'avessero pagato, per costoro proporremo con immediatezza al Consiglio Comunale o al voto del Consiglio Comunale lo slittamento dei termini di pagamento. So che non è la soluzione ai nostri problemi, ma è un segno, pur nella condizione gravissima del bilancio comunale, ma è un segno che può essere in qualche misura di prossimità in un momento grave, gravissimo per tutti noi. Il presidente di Confcommercio Sicilia, l'agrigentino Francesco Picarella, sottolinea come per i generi alimentari di prima necessità non devono essere fatti lievitare i prezzi. Stop alle speculazioni. Sentiamo. Buonasera a tutti. Non sono sicuramente felice di fare questo brevissimo video, perché naturalmente parla di problemi che stiamo vivendo tutti in questo momento a seguito del coronavirus, che sta mettendo in ginocchio le famiglie, sta mettendo in ginocchio le imprese, sta mettendo in ginocchio il sistema Italia. Da qualche giorno, da un paio di giorni, c'è un nuovo decreto emanato dal governo, quindi dal Consiglio dei Ministri, che naturalmente limita fortemente quelli che sono gli spostamenti degli uomini, gli spostamenti delle cose. Purtroppo, ecco, mi aggiunge notizia, mi arrivano delle segnalazioni che non avrei mai voluto sentir dire, e cioè che alcuni naturalmente stanno cominciando a fare un po' i furbetti, e i beni e i generi di prima necessità negli scaffali si stanno cominciando a vendere a prezzi esorbitanti. Naturalmente questo aumento è assolutamente ingiustificato, solo ed esclusivamente perché sia i prodotti principalmente di generi alimentari sia anche i prodotti farmaceutici sono in una quantità giusta, e che quindi non è assolutamente giustificato la vendita di questa tipologia di prodotti a prezzi esagerati. Oggi più che mai c'è bisogno di unità, c'è bisogno di condivisione, c'è bisogno assolutamente di sostegno l'un l'altro, e quindi questi episodi non fanno sicuramente bene alla nostra storia, non fanno sicuramente bene al prossimo. Noi naturalmente siamo in prima linea, siamo qui ad aiutare dove possiamo tutte le imprese che naturalmente si trovano in difficoltà, e cerchiamo con la nostra Confederazione Nazionale di trovare delle soluzioni possibili per poter riaprire le imprese nel più breve tempo possibile. Però siamo qui sul territorio anche per comprendere, quindi per denunciare questi episodi, e naturalmente invito quanti dovessero avere o comunque dovessero percepire un aumento considerevole e sconsiderato appunto di questa tipologia di prodotti. Parlo di prodotti di generi alimentari, ma anche di prodotti farmaceutici o chimici, come ad esempio l'alcol. Segnalatecelo, sarà nostra cura naturalmente segnalarlo anche alle autorità competenti per gli eventuali provvedimenti del caso. Oggi più che mai c'è bisogno di stare uniti, di stare insieme, e soprattutto di non farci male l'un l'altro.
Il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, in quarantena volontaria dopo aver incontrato il collega della Sicilia Zingaretti, è risultato negativo al tampone. In Sicilia il numero dei casi non è allarmante, dice, e spiega: stiamo predisponendo anche nuovi posti letti, ne abbiamo già pronti 200 in aggiunta ai 411 di cui già disponiamo, e si prospetta anche un possibile piano B. Ho parlato con l'autorità portuale di Palermo, dice Musumeci, che mi conferma esserci un armatore disposto a mettere al molo una nave crociera con un centinaio di posti letto e personale sanitario qualora la situazione dovesse degenerare. Siamo pronti ad ogni evenienza, conclude. Ed il sindacalista della UIL Luigi Danile chiede maggiori tutele per il territorio agrigentino. Al microfono del nostro direttore Arturo Cantella. Un'interrogazione scritta è stata fatta da Luigi Danile, segretario provinciale della UIL, Federazione Poteri Locali, in tema di sicurezza sanitaria nei presidi ospedalieri in questo periodo di emergenza dovuto al coronavirus nella nostra provincia. La missiva è indirizzata ai vertici dell'ASP di Agrigento e per conoscenza al presidente della regione Nello Musumeci e all'assessore alla sanità Razza. Noi abbiamo ritenuto opportuno scrivere sia al direttore generale facendo funzione dell'azienda sanitaria, alla direzione sanitaria della stessa azienda e a tutti gli organi che hanno responsabilità all'interno dell'azienda sanitaria sul territorio provinciale e non solo, anche sui distretti sanitari di base. Tenete in considerazione che alla luce di quanto è successo a Sciacca abbiamo noi ritenuto opportuno chiedere cosa è successo all'azienda sanitaria in modo tale da eventualmente intervenire con i protocolli da attuare all'interno della stessa struttura e cosa nelle more stanno facendo. Ci siamo chiesti anche un'altra domanda ci siamo fatti, e nella fattispecie è quella riferita al fatto che in alcuni reparti tipo in radiologia presso il San Giovanni di Dio, l'ospedale di Agrigento, ma ancora non sono stati consegnati i kit di tutela per quanto riguarda la garanzia della salute, non solo per quanto riguarda gli stessi operatori ma anche per tutelare soprattutto anche i pazienti che sono lì in radiologia. Altre questioni diventano spontanee all'interno dell'azienda, i lavoratori sono costretti in talune fattispecie a comprare con i propri mezzi le mascherine e i guanti per tutelarsi da questa situazione. Abbiamo ritenuto proprio anche scrivere al Presidente della Regione chiedendo una verifica su quello che stanno facendo presso l'azienda sanitaria provinciale. Altra questione che abbiamo sollecitato anche è relativa al potenziamento della rianimazione e della terapia intensiva ai fini di acquistare i respiratori e i ventilatori meccanici. È un obiettivo che il Presidente Musumeci ha messo in modo centrale e quindi riteniamo che si deve ottenere questo obiettivo come dice, con la massima urgenza e tempestività. Abbiamo noi chiesto anche così un incontro con l'amministrazione per le vie brevi da questo punto di vista, però non abbiamo notizie in tal senso che ci siamo preoccupati, abbiamo ritenuto opportuno scrivere una nota. Stessa situazione l'avvertiamo anche per quanto riguarda il Comune di Agrigento, non solo in generale per tutti i lavoratori, ma anche poi nel particolare per la polizia locale che attualmente non dispone di nessuna tutela da questo punto di vista. Mi dicevano che vanno con mezzi appropriati, che mancano materialmente le mascherine, mancano gli strumenti necessari, al che è nostro compito come organizzazione sindacale vigilare e segnalare all'autorità competente. Quindi di conseguenza riteniamo che la collaborazione che oggi devo dire da parte della cittadinanza è palese e si vede, deve anche essere vista all'interno dell'amministrazione, ci deve essere la massima trasparenza, cosa che a mio avviso non vediamo. E la prima vittima, metaforicamente parlando, del coronavirus è il turismo. Vediamo. La situazione è particolarmente grave. Ad oggi le associazioni datoriali che si occupano di turismo ci comunicano che c'è stato il 90% di disdette delle prenotazioni già effettuate per il periodo pasquale e non ci sono prenotazioni per il periodo estivo. Questo vuol dire per un territorio come quello messinese, siciliano, ma anche nazionale, in cui il turismo da solo cuba il 13% del prodotto interno lordo, un fatto assolutamente drammatico. Immaginiamoci che non aprire una struttura alberghiera significa non dare occupazione a migliaia di persone nel territorio messinese. Semplicemente un dato: nel territorio di Giardini, Taormina, Letojanni, durante la stagione estiva tra lavoratori diretti e indotto lavorano circa 8.000 persone. Immaginate cosa vuol dire
8.000 non posti di lavoro per un settore che lavora di stagionalità e che riesce, grazie a questi pochi mesi di lavoro, anche ad avere una indennità di disoccupazione che gli permette in quota parte di continuare a sopravvivere durante l'anno. Vorrà dire lasciare 8.000 famiglie nel territorio solo di Giardino e Taormina senza alcun reddito. Sarà il tracollo da un punto di vista economico di una provincia che già soffre immensamente la crisi del 2008, che non è mai finita su questo territorio e che grazie al turismo riusciva in qualche modo a prendere una boccata di ossigeno. Fermare questo è drammatico. A questo si aggiunge naturalmente tutto l'indotto che crea il turismo e quindi B&B, ristoranti, negozi. Abbiamo segnalato da parte di molti ristoratori come ci sia stato un calo almeno del 30% del fatturato nell'arco degli ultimi 15 giorni, quindi non solo un abbandono della nostra terra da parte dei turisti stranieri, ma anche un panico diffuso degli abitanti locali che evitano di frequentare luoghi pubblici affollati, anche i ristoranti. Quali strumenti hanno gli enti locali a disposizione? Perché credo in questo momento possano fare ben poco. Serve un intervento forte da parte del governo? Serve sicuramente un intervento forte da parte del governo perché le risorse dei comuni, soprattutto il meridione, sono limitate se non completamente inesistenti. Abbiamo bisogno di un intervento forte dello Stato, probabilmente i soldi stanziati all'oggi possono rappresentare, diciamo, una piccola boccata d'ossigeno, ma sicuramente se continua così non saranno assolutamente sufficienti a riuscire a dare una risposta al territorio. Abbiamo la necessità e facciamo un invito a tutte le istituzioni locali di convocare tavoli di confronto tra organizzazioni datoriali e organizzazioni sindacali, perché dobbiamo costruire le condizioni affinché queste persone non rimangano da sole, affinché si possano utilizzare gli strumenti che abbiamo a disposizione oggi per in qualche modo mettere, come si suol dire, diciamo, un piccolo tappo a un buco enorme che si sta venendo a creare per l'economia messinese. Continuiamo in qualche modo a confrontarci organizzazioni sindacali e organizzazioni datoriali attraverso l'intervento delle istituzioni per evitare un bagno di sangue, perché questo sarebbe se non riuscissimo in qualche modo a intervenire per evitare licenziamenti di massa di centinaia di persone all'interno della nostra provincia. Adesso vi lasciamo a un breve video selezionato dal collega Carmelo Lentini per chiudere questa edizione del TG di TVA con un buon auspicio. Grazie per essere stati con noi e a presto.